Allora, siamo sempre supportati da Federconsumatori, ne stavamo parlando, chiacchierando un po' fuori onda, però è un problema di fatto. Sempre più tecnologia, sempre più sistemi informatizzati, tutto che viene svolto online, come diceva anche lei Presidente, anche questi ricorsi, no, che per la banca devono essere fatti online, quindi deve avere anche l'esperienza, essere supportato da qualcuno, no? Però poi la certezza, la sicurezza di questi sistemi non c'è. Eh sì, allora diciamo che ultimamente la digitalizzazione ha fatto passi da gigante, che non hanno purtroppo la stessa preparazione per chi questi sistemi deve utilizzarli. Vediamo che anche per contestare una qualsiasi cosa è necessario adesso fare l'accesso attraverso un portale dedicato. Il portale dedicato si presume, se fatto chiaramente da un'istituzione tanto più o da una società, si dà per presupposto che sia fatta ovviamente nel rispetto di tutte le caratteristiche sia tecniche sia di sicurezza, però non possiamo mai ovviamente essere totalmente sicuri di quello che andiamo a effettuare, anche perché abbiamo visto purtroppo, e di recente insomma ci sono state parecchie informazioni in merito anche sugli organi di stampa, che purtroppo gli hacker sono sempre più abili e sono sempre più capaci ovviamente di violare qualsiasi sistema. Però è chiaro che l'utente o comunque chiunque fruisca di questi servizi deve porre di per sé e inizialmente attenzione, quindi c'è comunque un fattore di responsabilità da parte dell'utente, che deve sempre, ed è questo il consiglio che noi diamo, prendersi tutto il tempo e mettere tutta l'attenzione in qualsiasi cosa che lui faccia, a prescindere dal fatto che lui vada a sottoscrivere un contratto cartaceo, quindi quando si reca all'interno di un negozio o arriva il promotore porta a porta o va presso uno stand all'interno dei centri commerciali e vuole magari aderire ad un servizio, prima di apporre ovviamente la firma su quel contratto che poi stipulerà il rapporto tra lui e la società, leggere attentamente tutte le clausole del contratto. Sappiamo che è un'impresa non sempre semplice e sappiamo altresì che di solito il venditore preme a farci fretta, ovviamente perché sanno bene che il fattore fretta e disattenzione gioca di solito a favore loro e non a favore del consumatore. Però siccome non è previsto da nessuna norma che il consumatore debba agire in un determinato lasso temporale, è opportuno che il singolo si prenda tutto il tempo a disposizione. Meglio ancora se riesce a farsi dare una copia di quel contratto o comunque del documento che deve firmare da portarsi a casa per controllarlo lui con calma o farlo controllare o a un'associazione dei consumatori o a una persona di fiducia che può eventualmente capire se ci sono eventualmente tranelli all'interno di quel contratto. In fin dei conti, se è una cosa seria non ci sono problemi a rilasciare il contratto e portarselo a casa, no? Questo ci potrebbe essere già indice di serietà da parte di chi del proponente. Assolutamente, non solo di serietà ma anche di attenzione soprattutto alla propria clientela, e se parte l'attenzione e il favore nella parte proprio iniziale di stipula del contratto, secondo noi quella può essere una società che può sicuramente dar più affidabilità rispetto a tante altre. Per quanto riguarda invece, Presidente, la questione delle banche, che è molto grave comunque, sono risparmi di persone, come diceva lei ancora non è stata risolta, è passato tanto tempo, le prospettive possiamo immaginare non siano delle migliori. A fronte di questa esperienza maturata sul campo, che cosa si sente di consigliare alle persone? Perché dopo c'è stata tanta diffidenza, no? Giustamente. Certamente c'è molta diffidenza, ma anche perché oggi è quasi tutto online, no? Quasi tutti hanno i conti correnti sull'app oppure su internet e tanti utilizzano anche il bancomat, per dire, o la carta di credito. Noi dobbiamo stare attenti quando ci arriva il messaggio, per esempio, di aver effettuato una spesa in quello stesso SMS, perché ci sono i truffatori che clonano addirittura il numero di telefono della banca. Bisogna stare attenti a non cliccare mai nei link, cioè sono quelle procedure quelle finestrelline, quindi dicono clicca qui, non lo fare. Mai fare questa cosa qui. Non farsi prendere dalla fretta, come diceva la Presidente, aiuto, no, tranquilli, non farlo, sì, perché cosa può succedere una volta che perché la banca non chiede mai i codici, la banca ce l'ha già i codici, quindi non chiedono mai i codici, non chiedono il numero di conto, assolutamente, quindi non fidarsi mai degli SMS o comunque delle mail e non cliccare mai nei link, insomma, questo è importantissimo, insomma. È che ci sono da un lato giustamente questi consigli doverosi e dall'altro invece la banca che dice fate da remoto, non venite, abbiamo sempre persone meno allo sportello, e quindi quanto costa il servizio della vostra associazione? Grazie.
Allora, la quota di iscrizione della nostra associazione varia dai 40 euro ordinari, ovviamente a delle somme un po' più basse relativamente al fatto se il cittadino che viene da noi è iscritto già per esempio a qualche altra associazione piuttosto che al sindacato con il quale abbiamo una convenzione, e quindi la quota associativa si riduce fino ad arrivare a 5 euro, per esempio se devolve il 5 per 1000 a Federconsumatori. Ah, se una persona devolve il 5 per 1000, la tessera sono soltanto 5 euro. Esatto, recandosi presso i nostri sportelli e dimostrando di aver devoluto il 5 per 1000 a Federconsumatori, può chiedere di essere iscritto all'associazione a questo prezzo convenzionato di 5 euro. È straordinario, quindi questo va detto, perché a quel punto veramente è una tessera che può aiutare tantissimo. E con questa tessera la persona viene e può avere questo tipo di consulenza prenotandosi prima la visita. Allora, telefonicamente e via mail oppure attraverso lo sportello dedicato virtuale noi possiamo fornire assistenza, consulenza e informazioni totalmente gratuitamente. È chiaro che nel momento stesso in cui ci sarà la necessità di intervenire a livello proprio pratico dovrà darci in carico ovviamente la gestione del contenzioso. Ovviamente c'è tutta una trafila burocratica con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, la delega per poterlo rappresentare per la gestione di questi casi, e quindi noi fino alla fine di tutti i tentativi stragiudiziali ovviamente affianchiamo e rappresentiamo l'interessato nel tentativo ovviamente di risolvere il problema. Nella quota tessera tra l'altro è prevista anche la possibilità di avere delle consulenze legali gratuite, e poi eventualmente laddove ci fosse la necessità di intervenire a livello giudiziale ordinario, i legali che fanno parte della nostra consulta forniranno ovviamente l'assistenza a prezzi calmierati. Che questa è un'altra cosa importante. Quindi voi siete un team di legali sostanzialmente, ci sono, a parte magari i volontari dello sportello eccetera, però ci sono i legali che collaborano con voi, quindi sono professionisti. Sì, allora noi abbiamo vari tipi ovviamente di collaboratori, abbiamo esperti nel settore perché magari ovviamente prestano il loro servizio a livello sempre di volontariato per lo più, perché la nostra è un'associazione che si basa sul volontariato, ma ovviamente per esperienze pregresse o per ovviamente il lavoro che hanno svolto in precedenza si sono ovviamente specializzati in determinate materie, ma siamo ovviamente affiancati da un team di avvocati, molti avvocati presenti chiaramente su tutto il territorio del Veneto, che forniscono non solo l'assistenza per la gestione anche stragiudiziale, quindi coadiuvando i nostri operatori di sportello laddove ci fosse la necessità di fare approfondimenti o comunque chiarimenti di natura giuridica, ma anche sostenendo e assistendo direttamente i nostri associati qualora avessero proprio la necessità di intraprendere un percorso giudiziario ordinario. Assolutamente. Tra le varie attività, magari mi rivolgo a lei Presidente, c'è anche l'ottenimento dello SPID. Sì. Quando uno sente questa parola già... Beh, spieghiamolo un attimino. Lo SPID è il sistema pubblico di identità digitale. Praticamente diciamo, questa pandemia ha accelerato il processo diciamo, di avvicinamento al sistema digitale. E tutti praticamente saremo costretti ad avere un'identità digitale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Evidentemente è necessario, voglio dire, è vero che ci rivolgiamo principalmente alle persone più anziane, perché i giovani ormai con i smartphone e i telefoni sono molto, come dire, sì, sono bravissimi e quindi non hanno bisogno. Però è necessario, se uno vuole accedere all'INPS per qualsiasi cosa, vuol dire anche fare una domanda del bonus bebè o qualsiasi cosa, voglio dire, è necessario appunto avere lo SPID. La stessa cosa per l'Agenzia delle Entrate o anche per il Ministero dell'Interno, possono esserci anche diciamo, persone che devono chiedere la cittadinanza e quindi è necessario avere lo SPID. Ricordiamo anche che è necessario lo SPID anche per il cashback, no? Questa possibilità che si ha diciamo, di ricevere il 10% delle spese effettuate tramite il bancomat. Anche lì per scaricare l'app non ci vuole niente, ma per registrarsi bisogna avere lo SPID. Noi lo SPID in tutti i sportelli lo facciamo gratuitamente, bisogna solo prenotarsi, avere un numero di cellulare e possibilmente una mail. Se non si ha la mail noi riusciamo anche ad aprire una mail, aiutiamo diciamo, la persona ad aprirsi una mail e quindi faremo lo SPID diciamo, ecco, però io mi chiedo questo, la persona che ha 80 anni, insomma si vive fino a, cioè almeno vivranno fino a oltre 100 anni, quindi persone molto anziane, che magari sono da sole, e ce ne sono molte da sole, l'abbiamo detto più volte, infatti anche molta attività per voi è dovuta al fatto che ci sono persone che non hanno appoggio, non hanno niente, devono aprire una mail.
Allora, se uno non ha la pensione minima, non ha soldi per pagare internet che non ti capita addosso gratuitamente e quindi non può aprire una mail, come fa ad accedere a questo benedetto SPID? Cioè necessita un presupposto che in realtà non è garantito dallo Stato, cioè lo Stato dovrebbe garantire a tutti avere una mail, avere una PEC, quel diavolo che vuoi, gratuitamente. Perché altrimenti mi stai già chiedendo qualcosa che magari un pensionato con la minima che sta facendo i miracoli e molti non accedono neanche al riscaldamento, lo sappiamo benissimo perché non hanno soldi per questo, ma ad accedere ad avere internet non è una cosa corretta, è un'istanza che potreste fare come associazione di consumatori, la butto là, però di fatto è un problema. Sì, effettivamente diciamo, non è così facile l'accesso diciamo, ai sistemi informatici. E l'acquisto comunque è comunque una cosa costosa. E certo ci sono dei bonus, diciamo che a febbraio erano 37, guardi, un numero veramente esagerato anche, ed è difficile ricordarsi tutti, ricordiamo che anche su queste... Bonus SPID esiste per avere la mail gratuita? No, esiste il bonus informatico, nel senso che si può avere per coloro i quali non hanno un accesso a internet, insomma, si può avere diciamo, un bonus che gli permette di acquistare anche un PC, diciamo, ecco. Evidentemente però ci vogliono dei requisiti, tra cui quello di avere un ISEE abbastanza basso, perché poi, e quindi non parliamo solo diciamo, dell'età, parliamo anche della possibilità economica di avere questa cosa. I sistemi ci sono, poi la mail comunque è gratuita perché qualsiasi provider, Gmail, insomma, Virgilio, insomma, danno la possibilità di aprire. Il problema è avere connessione diciamo, internet. Sì, avere internet e avere il PC insomma, a disposizione. Insomma non stiamo parlando di poche conto, oppure uno smartphone. Credo che questo clima di grande ottimismo sulla ripresa Italia non sia del tutto reale, ma solo di auspicio. Cosa dite? Beh, ci auguriamo, è chiaro che anche noi auspichiamo che la ripresa ci sia quanto prima. È chiaro che ci sono adesso dei segnali e speriamo ovviamente che i segnali che sono sull'onda positiva, effettivamente continuino e che aumentino in maniera tra l'altro esponenziale. Vedremo soprattutto in questo periodo in cui ovviamente ci sono state le aperture della maggior parte delle attività economiche, dei settori che sono chiaramente nel periodo precedente stati messi in ginocchio e totalmente bloccati. Speriamo che con appunto la ripartenza tutto il sistema economico possa effettivamente riprendere il respiro e riattivarsi. È chiaro che però tutti dobbiamo fare la nostra parte, non solo gli utenti consumatori ma tanto più le istituzioni, con tutte le forme di agevolazioni che ci sono e tutte quelle che saranno eventualmente necessarie anche da mettere in campo. Contiamo che effettivamente il piano nazionale di ripresa e resilienza che possa effettivamente portare dei risvolti positivi. Noi auspichiamo che, come diceva il telespettatore, ci possa effettivamente essere un cambiamento positivo. Al momento possiamo solamente auspicare questo. Non ci sono dati. Infatti dice una speranza, si spera sì, che è una speranza e noi per esempio siamo molto d'accordo sulla questione, non è propriamente di nostra competenza, ma sulla richiesta eventuale dello spostamento anche del blocco dei licenziamenti, proprio per aspettare che effettivamente il sistema mercato, il sistema economico dia effettivamente dei segni di ripresa tale che molto probabilmente non richiedano nemmeno forme di licenziamento, perché l'attività, la richiesta del mercato è talmente tale che effettivamente si possa mantenere lo status attuale e il livello di occupazione che c'è adesso, se non addirittura implementarlo in maniera chiaramente positiva. Assolutamente sì. Abbiamo la pubblicità, poi aggiungiamo 2 o 3 cose per lo SPID, poi ce l'ha stato chiesto anche più volte, ma non penso che sia di vostra competenza l'ISEE, no? Che quello è l'altro problema del momento, però magari potrete rispondere voi. Pubblicità, pochi secondi.